Mandi a duc chiaris aquilis, vue assino chi a Vilegnove de Chiartiere, te zone apical dal comune di San Michele dal Tiliment, tal così chiamat Veneto Oriental, te così chiamate città metropolitane di Vignesi e in realtà si chiatin dal Friul Sud Occidental. Dal Chianton, indulà che i confins assicciatin e da un puest dulà che podeis viodi anche da Urdinò la vegetazione riparial dal Tiliment che proprio da queste fasce di planure al finis il so corso median che intanto stanno lavorando per inserire anche dal patrimonio universale UNESCO, tanto che sito misto sei ambientale e paesistic, sei storico e culturale. E da questo ridente paesut dalla campagna di San Michele a Vilegnove si inca con Stefania Biasin. Ciao. Che è una femmina dal Puest che aderisce anche al Fogolar Furlan dal mandamento di Puart che non sa invidato e che si interessa a che è la storia e anche le prospettive di sviluppo futuro di questo sito dove si incumò venga stai la cartiere che dà il nome al paese sostanzialmente vino di Fevelà dal Puest. Sì, allora io intanto sono contenta che si svenuti a Villanova perché è un piccolo paesotto di pochi abitanti e che è stato di veramente rilevante è questa cartiera che è un sito archeologico insomma abbastanza importante e che è stato messo a posto no, di tanto tempo e quindi si ha la fortuna di poter venire a Viodilo. Io ho veduto un po' di notizie interessanti su un libro edito dal Fogolar Furlan che parla dalla India e dal Timent e quindi deduco i paesi che sono nati perché passava di chi Laga dal Timent e Laga è sempre stata una risorsa per poter ricavare dalle robe importanti. Ecco, qui per esempio la cartiera una volta era un mulin che dopo quando è stata l'esplosione della tipografia in Italia, soprattutto a Venezia, che hanno veduto che poteva essere un posto per poter costruire una cartiera e soprattutto perché era qui vicino una borgata di Morsan al Tagliamento che si chiama Folador proprio perché folavano i cenci, il lin, il coton e qui stras che venivano in partaschi e producevano la ciarta che dopo veniva partata al Visopoli e dopo era nata una tipografia. E quindi insomma chi il corso dall'Aga era stato un po' canalizzato e è stato fatto un bel sal di aga per poter avere forza e per poter lavorare la ciarta. E in seguito, dopo metà del 1800 si usava il legno per fare la ciarta
la cartiera è stata siarada e non è stata più utilizzata e plan planin insomma era stata abbandonata, disegno, no? Però l'amministrazione comunale è arrivata a ristrutturarla e quindi insomma non si contesta di che il posto che io ogni tanto vengo con i fioi a fare una camminata, vengono a Viodi, chi fa i Viodi, i conti e non, insomma si auguri che venga utilizzata nel migliore dei modi un posto così, perché va sfruttato. Io sai che hanno fatto una mostra sulla lavorazione della carta, sono venuti degli artisti, è stato bello ricevere dal nostro paese persone che sono venute a valorizzare i nostri territori. Sì, è un quest caratteristico per mio conto che al dimostra un fatto importante, venga stai che il Tiliment è il principale flun di tutto il Friul che di tutti i bandi salven anche sfruttat tant che è element anche benefic che al parte insomma anche economie, al parte lavoro, al parte attività economiche, al permette anche di inviare un'attività o comunque una convivenza entri l'elemento naturale che è l'antropic in armonia sostanzialmente, quindi non so me ave interessante valorizzare perché è possibile che questi Anton di Friul e presentare insomma anche con la vostra collaborazione queste realtà magari più periferiche e più dismenteate ma non soprattutto colte che non sclamino e non si invidino si rindi di essi perduto il Friul di presentare anche una prospettive alternative anche per sensibilizzare non solo la INT ma anche le pubbliche amministrazioni a continuare sulla strada di valorizzazione dalla nostra bielettiare. Ecco. Ringrazio anche il Fogolar Furlan e tutti che hanno contribuito anche alla redazione di queste pubblicazioni e mandi a tutti a riviodisi sul nostro territorio. Arrivi Odisi e se leggete che libri qui trovate tante belle informazioni sulle genti del tagliamento, che in particolar modo si cerca di Villanova, di Malafiesta, di San Mauro, di San Giorgio, di San Michele e di Sisarol. E venduta la costa d'Altiment, molto interessante. Vi ringrazio cioè, per essere venuti qui e mandi a Duzzu. Grazie a voi altri e gli Aquilis sono sempre contenti di frequentare anche il Friul di là da Laghe o di là da Laga sostanzialmente, quindi il Tiliment per noi è strategica anche perché è centrale al Friul e Laghe a non si unisce e non si divide, questo è un altro messaggio fondamentale che mi sento di lanciare. Grazie e mandi a tutti.